Eder, Mech, Pallister. Segni di costrizione non sono stati evidenziati assolutissimamente. C'è quel quadro lesivo molto importante di lesioni sia a livello istologico che a livello scheletrico perimortali, che ci danno un'indicazione, come hanno anche indicato quel giorno i consulenti della procura, che c'è stato un urto. Loro si sono fermati a dire questo, quindi quello che poi sono le interpretazioni sono dei nostri medici legali, dei 4 medici legali in realtà, Derrico, Bacci, Fineschi e Barisani, che vi ricordo fu proprio il primo a dire a Constantidines durante la prima autopsia di porre attenzione a quelle lesioni, che ovviamente, come è stato confermato, non sono assolutissimamente la causa della morte, perché è confermata essere per asfissia, ma queste lesioni sono distribuite molto eterogeneamente, quindi è veramente difficile pensare che quest'urto venga da una caduta accidentale. Questa frattura porta dolore? Porta dolore, assolutissimamente, sì. Cioè che Liliana potesse camminare è possibile, ma lei avrebbe segnalato la presenza di un dolore lancinante che i medici ci dicono proprio impedire anche l'atto respiratorio. Quando Liliana cammina con le borse può già avere quella frattura? Questa non è la fase perimortale, assolutissimamente. No. Noi, come sapete, purtroppo, infatti durante quell'incontro fu chiamato anche dalla professoressa Cattaneo il professor Fineschi, che è stato lui a richiedere quel famoso esame dell'Ashad. Cos'è l'Ashad? È una banalissima, permettetemi di dirlo, analisi che veniva utilizzata in antisofisticazione alimentare per dire se una proteina è congelata o meno. Semplicissimo. Purtroppo a noi ci è arrivato poco più che uno scheletro di Liliana. Di là che purtroppo con gli occhi di ora, sia il sopralluogo che la prima autopsia ci lascia delle lacune, oggi l'abbiamo visto, ha portato delle lacune che ora stiamo cercando di colmare, però nella relazione Constantidines ci dice asfissia con con causa, diciamo, asfissia e ipotermia. Allora io avrei sempre voluto chiedere a Constantidines che cos'è che l'ha portato a dire questo, perché è proprio lui a dire che le temperature erano più alte del normale, perché lui ci dice 8-12 gradi, più alte, sotto lo zero non è andata. Io cito esattamente quelle che sono le parole della Cattaneo, erano presenti il professor Vanin e il professor Leone che ci ha fatto il quadro delle lesioni che ho detto prima, e sullo scheletro, dopo aver macerato tutte le ossa di Liliana, quindi ha attenzionato con tutto il team e ci ha descritto 2 volte in realtà, perché poi anche in collegamento, ripeto, con il professor Fineschi, che l'unica anomalia è una rima di frattura sulla faccetta superiore della vertebra T2 perimortale. 2 volte l'ha detto. Però, ripeto, l'ho sentita io, tutti gli altri, e il professor Fineschi, per assurdo, rigirando la cosa, se non avesse trovato una cosa perimortale o comunque vecchia, avrebbe detto c'è un callo osseo, invece ha chiaramente detto l'unica anomalia che è da mettere con le altre, in relazione con le altre lesioni. Poi c'è stata una copiosa perdita ematica, è stata subito raccolta nei 2 sacchetti, che purtroppo lei aveva, nella nostra ipotesi, perso i sensi e quindi è morta per asfissia. Tutta la componente traumatica. Ovviamente non è il mio mestiere puntare il dito né contro l'amante né contro il marito, faccio un'altra cosa. Però vorrei dire che agli atti c'è un particolare che vorrei ricordare, che alle 9.04 il cellulare di Sebastiano aggancia la cella di via Carducci, essere molto vicina al negozio della Time, quindi quei cellulari ritrovati a casa non sono mai usciti di casa o ci sono tornati dopo? Punto di domanda. Quando lui dice di essere andato a lasciare i coltelli alla Galleria Rossoni, ma la dipendente agli atti dice lui quella mattina non è venuto perché io alle 7.30 i coltelli li avevo già trovati lì. Però ripeto, è un chiarimento di questo che è stato detto e basta. Riguardo le 9.13 e le 12.10, agli atti c'è una consulenza informatica e però ci dice che è successa una cosa particolare al cellulare di Sebastiano lì che risulterebbe spento, cioè poi
tutte le volte che è stata analizzata la presenza del magazzino in via Donadoni, il cellulare produce traffico. Anche lo stesso pomeriggio alle 15:15, quando dice di portare la bicicletta e prende la macchina e sta mezz'ora nel magazzino, c'è un traffico dati. E un altro piccolo appunto che vorrei fare, giustamente lui non è mai stato attenzionato, non è persona, questo alziamo le mani. Quindi le telecamere di via Donadoni e della zona limitrofe in realtà non sono mai state acquisite dalla polizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.